Ragazzi, buongiorno, bentornati nel canale. Oggi siamo in compagnia di Francesco e Valentina, che li abbiamo conosciuti su Rifugio Papa. Se vi siete persi il video, mi raccomando, andate a vedervelo. Oggi gita, perché sarà una gita in gravel. Andiamo su a Recoaro 1000 e Rifugio Battisti. Non l'ho mai portato nel canale, l'hanno portato i fratelli di Gravellata. Andate anche a vedere il loro canale. È un anello abbastanza semplice che possono fare tutti. Dovrebbe venire fuori circa un centinaio di chilometri per 1400 di dislivello, insomma molto scorrevole e molto da gravel. Al momento siamo nella ciclabile dell'Agno e ci staremo fino a Valdagno, appunto, dove gireremo a sinistra e andremo su per Recoaro 1000. Ragazzi, caffettino? Scossa? Va bene! Prima sosta bar, adesso. Bene, con Max Pezzali sotto siamo a 21 km e 24, va bene, 1 ora e 04, 240 metri di dislivello. Ora caffettino non meritato ma necessario. Facciamo effetto T-Rex. No, meglio di no, Che baretto figo. Bene raga, gamba fonfa ma pur sempre piena adesso, quindi è una situazione migliore rispetto a prima che era fonfa e vuota. Adesso siamo in centro a Valdagno e continuiamo a salire un pelo fino a San Quirico, dove inizierà la salita. Ufficialmente iniziata da San Quirico la salita verso Recoaro 1000 sono circa 10 km per 700 di dislivello. Ha qualche bella rampetta, però è scorrevole e su asfalto, quindi un po' di fatica in meno si fa circa. Siamo alla montagna spaccata che è qui dietro. È il punto un po' più tosto della salita questo, però ce la caviamo abbastanza in fretta, dai, per fortuna. 12%. Speravo fosse un po' più fresco, invece fa caldino anche qua, Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Avanti col Cristo ora, che a processione si ingruma. Stiamo salendo, abbiamo passato la metà, non è male, la stiamo gestendo. Ho detto a Valentina che può mandarmi a cagare quando arriviamo in cima, ma non prima, perché quando arriviamo in cima si capisce perché si fa così tanta fatica, perché viene ripagata da quello che si vede. Ormai ragazzi ci siamo, mancano qualche centinaio di metri e ogni volta che sono qui mi piace ricordare, fatalità, oggi sarebbe il suo compleanno di mio nonno, che è mancato a gennaio, e lui era affezionato a questi posti perché veniva sempre a fare fondo qui nella pista delle montagnole, anche insieme con la mia mamma, che sicuramente si ricorderà e guardando il video magari scende la lacrimuccia. Siamo arrivati a Recoaro 1000, come potete ben vedere, è finita. Adesso facciamo una dronatina e poi ci facciamo la strada delle montagnole fino alla Gabbiola, dove giriamo a sinistra e andiamo verso Rifugio Battisti. Posti veramente veramente belli, peccato che non investano sul turismo come dovrebbero, insomma. Salutiamo Recoaro 1000, adesso continuiamo a salire, mancano 300 metri di dislivello più o meno al Battisti, c'è un po' di su e giù, ma adesso arriva la parte veramente bella del giro. Bene, primo tratto gravel del giro, entriamo nella ghiaia. Ora, come sentite, adesso inizia un tratto che è favoloso veramente per le bici. Terreno perfetto per le nostre gravel. Ci stiamo arrampicando, anche se la salita è super pedalabile per ora. Siamo arrivati nella Malga, questa è famosa per i gnocchi con la fioretta, fantastici qua ragazzi. Merita, anche perché purtroppo è raggiungibile in macchina. Sarebbe bello che la montagna restasse un po' più intima, sapete qual è la mia filosofia. Si scende!
Stiamo percorrendo il sentiero dei grandi alberi, in realtà è una strada bella bianca, battuta come avete potuto vedere. Purtroppo nei punti in discesa non posso farveli vedere più di tanto perché mi si è rotto l'attacco per la pettorina, sì che non riesco a attaccarla e mi tocca tenerla in mano, un po' pericoloso. Stiamo facendo rifornimento di acqua e il Battisti è sempre più vicino. Vi faccio vedere qualche bel posto oggi, eppure essendo vicino casa. Il bello di questi posti è che insomma partendo da casa si può fare un giro della Madonna veramente stupendo. A few moments later. Rettifico, Francesco mi ha appena prestato l'attacco per la GoPro che mi ha sentito quello che ho detto nella clip precedente e guardate cosa abbiamo qua davanti, telecamera 360 che mi ha prestato sempre lui, sicché adesso la proviamo e vediamo se ne vale la pena, farò l'acquisto anche io. Guardate dove vi porto. Allora, che figata è sta strada qua, che roba, mamma mia. Parte piano la Vale, ma poi Ci cava. sì. Bravi, bravi tutti. Io è mezz'ora che sto masticando sto panino in salita, non riesco a mandarlo giù. Ultimo tratto sterrato del giro, perché ora si fa questo strappo qui e si esce su asfalto. Eccoci, eccoci. Com'è il giro fino a qua, Francesco? Bello? Tanto bello. Però faticoso. Abbastanza, dai. Un po' faticoso, ma bisogna sempre faticare per trovare qualcosa di bello. Siamo arrivati. Signori, ci siamo. Con la musichetta del Garmin anche. Salita terminata, dai che ce la facciamo. Qua ci sono delle nuvole che non chiamano bel tempo come vedete, ma noi scappiamo e la pioggia non la prendiamo. Lasciamo il rifugio Battisti alle spalle e scendiamo. Adesso si va verso Recoaro e poi a casa. Sbarcati in terra recoarese, adesso ci facciamo una cochina e poi scendiamo giù veloci come dei petardi. L'hanno perso. Cochina. E lì i mezzi. Cochina presa, che mo mangia anche una patatina perché non fa mai male dopo 3 ore di bici. E niente dai, adesso abbiamo un po' di statale qua che non è proprio bellissima, quindi ci vediamo più avanti. Signori, siamo ormai arrivati a casa, c'è un mini campanile là, quello è Sovizio. Io spero che il video vi sia piaciuto. Mi è dispiaciuto un po' che ci fossero le nuvole al Battisti perché il paesaggio cavolo valeva la pena da riprendere e invece vi dovete accontentare di quello che ho fatto. Questo è un giro perfetto per la bici gravel, perché ha i trasferimenti da casa a San Quirico, praticamente dove inizia la salita, che è tutta pianura, quindi la bici scorre e va, e invece romperebbe molto le scatole con la mountain bike. Poi si sale, si entra nel sentiero dei grandi alberi, tutto battuto, lì si andrebbe un po' meglio con la mountain bike, però questa è un super compromesso veramente. Invece poi da Recoaro si torna velocissimi a casa con questa bici. Ragazzi, voi vi siete divertiti? Anche troppo. Anche troppo.
tutti contenti, quindi siamo 20 anni contenti. ne manco. Vorrebbe aver 20 anni in meno. Anche a me. Sì, adesso. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale. Ciao ciao. Didn't even get to